Brescia per l'arrivo della perturbazione che porterà forte maltempo sul Veneto. La regione alza l'allerta da giallo ad arancione per rischio idrogeologico dovuto a temporali, previsti fenomeni intensi di pioggia, vento e grandine. Altri 150 migranti in arrivo stasera in Veneto verranno poi distribuiti dalle prefetture nelle varie province. Rabbia e sconforto dei sindaci della Marca, stanchi di subire un fenomeno che andrebbe gestito. Via del Mare, a fine settembre la firma della convenzione per la realizzazione della superstrada a pagamento. I sindaci dei comuni trevigiani attraversati dall'arteria contraria al progetto pensano ad un ricorso al TAR e alle loro obiezioni. Risponde l'assessore regionale De Berti, presto un confronto con i territori e pedaggi calmierati. Previste esenzioni totali e parziali. Sgasate con l'auto in ZTL tra i pedoni, finisce male la notte brava a Jesolo di due trentenni trevigiani, sanzione per disturbo alla quiete, ritiro della carta di circolazione. Nella Marca oltre 80.000 anziani soli, cresce il bisogno di assistenza, all'ISRA 1.500 le persone in lista d'attesa per entrare in casa di riposo. L'ultima frontiera virtuale della fede ai parroci trevigiani, le confessioni soprattutto di giovani arrivano via mail. Grande festa stamane al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino per il 52esimo raduno degli alpini, il ricordo di chi è andato avanti ed un monito alle nuove generazioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque sono ore di attesa queste per l'arrivo della annunciata ondata di maltempo che investirà anche la nostra regione e porterà forti temporali anche in Veneto. La Protezione Civile regionale nell'ultimo bollettino diramato oggi pomeriggio ha alzato il livello di probabile criticità idrogeologica da giallo ad arancione. Ma per tutti gli aggiornamenti abbiamo in collegamento l'assessore regionale alla protezione civile della Regione Veneto, Giampaolo Bottaccin. Buonasera assessore, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora, com'è la situazione? Cosa ci dicono gli esperti meteorologi della Regione? Che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? A partire da questa sera ci sarà un peggioramento del meteo che partirà dalla zona sud-occidentale del Veneto e poi interesserà tutta la regione nelle prossime ore fino a domani sera, martedì mattina, scusate. La situazione che ci attendiamo più da attenzionare sarà quella di questa notte e domani mattina. Sono in attesa precipitazioni piovose rilevanti, con fenomeni localmente anche che potranno essere intensi, quindi dei forti piovaschi che potrebbero creare dei rapidi allagamenti o comunque sulle situazioni, diciamo, dei corsi d'acqua minori e delle criticità. Potranno essere innescate nelle zone montane anche delle frane superficiali e delle colate detritiche. Ci attendiamo anche qualche fenomeno localizzato di grandinate, ci auguriamo non come quelle che ci sono state qualche settimana fa, ma comunque potrebbero accadere anche queste e alcune raffiche di vento rilevanti. Dicevo, la situazione peggiore attesa è per questa notte e domani mattina e dopo la situazione migliorerà gradualmente da occidente verso oriente nelle ore successive. Ecco, assessore, quali sono i consigli e le raccomandazioni che a fronte di questa allerta abbiamo visto nelle immagini, la piantina, diciamo, che è stata diramata dalla regione in alcune zone giallo, in gran parte della regione arancione per il rischio soprattutto idrogeologico, quindi quali sono i consigli e le raccomandazioni che si sente di dare alla popolazione in queste ore? Ma i consigli sono quelli che diamo sempre e sono sostanzialmente di buon senso e quindi se non vi è la necessità di fare spostamenti, di rinviarli. Ovviamente se uno deve andare al lavoro è evidente che non può rinviarlo, ma se può decidere se fare uno spostamento questa notte, domani mattina presto, oppure rinviarlo, il consiglio è quello di rinviarlo. Dopodiché i consigli, come dicevo, sono i soliti, quelli di non sostare vicino ai corsi d'acqua minori, di non fermarsi, di non utilizzare i sottopassi perché sono pericolosi quando ci sono questi fenomeni così rilevanti, si allagano in breve tempo e quindi possono causare dei problemi, di non
cercare, qualora dovesse esserci qualche localizzato fenomeno di allagamento, di non cercare di andare nel garage interrato a recuperare la macchina, perché purtroppo non da noi per fortuna, ma in altre regioni si sono verificate anche delle situazioni molto critiche, con addirittura delle vittime per persone che stavano cercando di recuperare l'auto nel momento in cui l'acqua si stava alzando. Ecco, quindi il consiglio è quello di utilizzare il buon senso e di cercare di, qualora possibile, di evitare di uscire di casa. Certo, io la ringrazio Assessore per essere stato con noi questa sera. Naturalmente ci aggiorneremo, perché ci dicevate, no, proprio dalla Protezione Civile, che la situazione anche evolve molto velocemente, è un'evoluzione quindi molto rapida che può anche cambiare, diciamo, rispetto a quelle che sono le previsioni attese, no? Sì, assolutamente sì. La sala operativa della Protezione Civile ovviamente è a pieno regime e quindi si sta seguendo l'evoluzione del tempo nelle prossime ore con il contatto costante con i radar proprio per capire un attimo come sta evolvendo. Ovviamente il bollettino di allertamento viene come sempre diramato a tutti coloro che hanno ruoli e responsabilità nel sistema della protezione civile, quindi in primis i sindaci e poi tutti gli addetti ai lavori, quindi i vigili del fuoco, le prefetture e così via. Quindi sostanzialmente tutto il sistema è attivato e in grado di fronteggiare situazioni che dovessero accadere e che speriamo ovviamente non accadano, ma qualora dovessero accadere siamo pronti a intervenire immediatamente. Grazie, grazie a Giampaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto. Una buona serata e un buon lavoro, insomma, in queste ore che abbiamo visto vedono, insomma, in grande allerta la Protezione Civile della nostra Regione. Buona serata, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Noi ora proseguiamo il telegiornale tornando sul tema dei migranti, perché la situazione degli sbarchi a Lampedusa, l'abbiamo sentito dalle cronache nazionali, è ormai al collasso. Sono previsti altri 150 arrivi in Veneto di migranti che dovrebbero arrivare appunto proprio questa sera e poi saranno distribuiti nelle varie province dalle prefetture. Un problema che alla fine ricade sulle comunità locali, sottolineano i sindaci, stanchi di dover subire un evento epocale che dicono invece andrebbe gestito. Sentiamo. Sempre più critica la situazione migranti nel nostro paese. In Veneto già in serata dovrebbero arrivarne 150 che saranno assegnati alle diverse strutture presenti, peraltro già in difficoltà o allestite provvisoriamente, in attesa di indicazioni concrete e definitive. Il governo discuterà del tema migranti nel prossimo Consiglio dei Ministri di domani. Intanto dai sindaci, che abbiamo sentito oggi a Cison, serpeggia il malumore e monta la protesta. Io sono dell'idea che sia ora di finirla, di continuare a riversare nei sindaci tutte le problematiche e qualsiasi tipo di richiesta siano i sindaci a doversi farsi carico. Non credo che sia una gestione corretta e giusta quella che sta succedendo, non credo che siano i comuni che devono sobbarcarsi anche questo tipo di problematica. I problemi devono risolverli a Roma e non certamente gli enti locali, per cui non so che decisione prenderanno, ma qualsiasi decisione prenderanno non mi vedrò d'accordo. La ricetta di gestione non c'è, i numeri sembrano essere infiniti, quindi nessuna programmazione. Ci aspettiamo che il governo possa generare dei flussi controllati in modo tale che sia utile quello che possiamo fare noi in periferia, altrimenti delegare tutte le periferie rende il problema irrisolvibile. Tutta l'Africa in Italia non ci sta. Sì all'immigrazione, siamo stati i primi emigrati, quindi conosciamo qual è il problema e anche Cison di Valmarino nel suo piccolo è pronta all'accoglienza, ma servono regole chiare e una politica che consenta i rimpatri di chi non ha diritto di rimanere in Italia. Secondo me devono essere aiutati alla fonte da dove partono, quindi là devono essere indirizzati e d'altronde questa è un'emergenza che penso che vada risolta a livello centrale. Noi ci abbiamo provato a creare un protocollo tra prefetture, comuni e regione per creare una cabina di regia per cercare di organizzarci al meglio per questa vera e propria emergenza. C'è da dire però che la soluzione non la devono portare i sindaci, i comuni, la soluzione deve arrivare dall'Europa e dallo Stato, però mi pare che al momento le soluzioni manchino. La bacchetta magica in questo momento non c'è.
bisogna gestire gli accordi che sono chiusi ora con la Tunisia. Cominciano a produrre i loro frutti, è ovvio che non è istantanea la cosa, ci vuole un po' del tempo, ma soprattutto l'Europa che batta un colpo. Noi siamo in opposizione in Europa dove abbiamo contestato tante cose e quant'altro, soprattutto se l'Europa serve solo per essere il braccio armato della NATO, credo che questa Europa non serva proprio a niente. Parliamo ora della Via del Mare. A fine settembre, con ogni probabilità, l'aggiudicazione e la firma della convenzione per la realizzazione della superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare. I sindaci dei comuni trevigiani, attraversati dall'arteria contrari al progetto, pensano di ricorrere al TAR. Noi nell'azione di contrasto all'autostrada a pagamento, alla Via del Mare a pagamento, non escludiamo nessun tipo di azione e quindi valuteremo eventualmente anche l'ipotesi di un ricorso. Via del Mare, a settembre l'aggiudicazione dei lavori, ma la nuova superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare ai sindaci della Marca non va giù ed in attesa di un incontro con la Regione si affilano le armi guardando anche al TAR. Sulla necessità di sistemare la viabilità per il litorale e mettere in sicurezza la Treviso Mare non ci sono dubbi, ma da qui a costruire la superstrada a pedaggio ne passa, dicono i primi cittadini, anche perché la nuova arteria finirà alla rotonda Frova, dove il traffico diretto a Jesolo come al Cavallino finirà per bloccarsi di nuovo. In questi anche anni che sono passati noi abbiamo sempre chiesto che venissero risolte le criticità che sono lì a valle, e dopodiché probabilmente con la risoluzione di quelle criticità e con la messa in sicurezza di tutti quelli che sono gli incroci a raso sulla Treviso Mare, probabilmente potrebbe anche non servire una vera e propria autostrada del mare. Quindi noi vogliamo che si riapra il confronto su questo e si trovino le soluzioni vere e effettive per risolvere la criticità a 360 gradi. I dubbi dei sindaci trevigiani riguardano anche l'introduzione del pedaggio. Perché l'autostrada a pagamento significa riversare il traffico dei lavoratori, il traffico dei fornitori e dei traffici dei turisti pendolari nelle strade comunali e provinciali alternative alla Treviso Mare. Particolarmente penalizzati, temono i primi cittadini, i pendolari delle spiagge, ma anche tutti coloro che lavorano con le attività del litorale. Io penso in particolare anche ai furgoncini dei fornitori dei prodotti lattiero-caseari, alla frutta, alle bibite, che devono andare più volte al giorno a rifornire il commercio delle località balneari. Per farlo velocemente dovrebbero prendere quella che prendono adesso, la Treviso Mare, e si troverebbero a pagare dei pedaggi che renderebbero i loro guadagni ovviamente molto più risicati, con conseguenze anche sul livello dei prezzi o sulla tenuta delle stesse attività. Alle obiezioni dei sindaci trevigiani contrari alla nuova superstrada a pagamento per il mare risponde l'assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti Elisa De Berti. Sentiamo. Tenete presente che anch'io sono stata sindaco prima di questa esperienza in regione e condivido le preoccupazioni dei sindaci. Comunque il loro territorio verrà attraversato da questa infrastruttura, da questa superstrada a pedaggio e hanno ovviamente dei timori su quelle che sono le ripercussioni sul loro territorio. Affronteremo il progetto e gli effetti dell'infrastruttura insieme a loro, passo a passo. Tende una mano ai sindaci contrari alla realizzazione della Via del Mare l'assessore regionale Elisa De Berti, che assicura il confronto con i territori si avvierà non appena firmata la convenzione con SIS. Nel frattempo è stato affidato a Veneto Strade l'incarico di monitorare i flussi di traffico. Di fare un monitoraggio di quelli che sono i flussi di traffico ad oggi senza la Via del Mare, in modo da poter avere un confronto una volta che la Via del Mare sarà realizzata con quelle che sono le ripercussioni sulla viabilità, soprattutto la viabilità comunale e provinciale interna ai territori, per poter vedere se la Via del Mare crea un peggioramento, che è la grossa preoccupazione dei sindaci, su quella che è la viabilità interna, oppure non ci sarà nessun cambiamento, in modo da poter eventualmente adottare delle misure di correzione. Circa i pedaggi, l'assessore precisa che per percorrere i 18,5 km della nuova superstrada si dovranno pagare €2,40 per i mezzi leggeri e €4 per quelli pesanti, previste delle esenzioni totali e parziali. Abbiamo
8 comuni che sono esentati per tutto il periodo della concessione, che sono 32 anni, a base di gara erano stati posti i 40 anni, ma il concessionario ha offerto 32 anni. Sono gli 8 comuni di Meolo, Roncade, Fossalta, Eraclea, Musile, San Donà, Jesolo e Cavallino. Il concessionario in sede di offerta ha offerto la possibilità dell'esenzione totale dei residenti per i primi 2 anni di esercizio dell'infrastruttura per tutti i cittadini residenti nel comune di Treviso, nel comune di Sileo, nel comune di Monastier e San Biagio di Callalta. La cronaca ora con una notizia giunta poco fa in redazione, della quale ancora si conoscono pochi dettagli. Un uomo senza fissa dimora è stato aggredito oggi pomeriggio, poco dopo le 16, alla stazione dei treni di Lancenigo di Villorba. Qualcuno l'ha colpito con una pietra al volto, provocandogli una ferita fortunatamente non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno soccorso e medicato, e di carabinieri che ora indagano per accertare cause ed autore dell'aggressione. Scontro tra un'auto ed una moto nel primo pomeriggio di oggi a Valdobbiadene, lungo la strada per Pianezze. Ferito il motociclista, un 24enne residente a Treviso, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Montebelluna. Nell'impatto ha riportato lesioni di media gravità. A bordo di 2 potenti auto sono entrati nella ZTL di Jesolo all'altezza di Via dei Mille ed hanno cominciato a sgasare, mandando il motore su di giri al massimo, facendo un gran baccano tra gli attoniti passanti. Ma la bravata notturna di 2 trentenni trevigiani è finita male. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fermato e scortato le auto fuori dalla ZTL. I 2 sono stati poi sanzionati con il ritiro della carta di circolazione per scarichi modificati, poi multati per rumori molesti e transito in ZTL. Infine uno dei 2 veicoli è stato inviato a revisione straordinaria. Sono oltre 80.000 gli anziani soli in provincia di Treviso e cresce in maniera esponenziale il numero di coloro che hanno bisogno di assistenza. All'ISRA di Treviso sono circa 1.500 le persone in lista d'attesa per entrare in casa di riposo. Complessivamente i posti per la non autosufficienza sono 5.600, ma ne servirebbero molti di più. Il grido d'allarme delle RSA. Un grido d'allarme urlato da anni e che ora sta arrivando all'apice della disperazione è quello lanciato dalle case di riposo del Veneto, alle prese con il numero sempre crescente di anziani ed in condizioni sempre più gravi per l'aumento esponenziale delle demenze, costi di gestione che aumentano e personale che non si trova. Intanto si allungano sempre più le liste d'attesa di chi attende un posto in casa di riposo. All'ISRA di Treviso, l'IPAB più grande del Veneto, ad attendere sono almeno 1.500. Migliaia di anziani che telefonano nelle strutture per essere ricoverati, i loro familiari ovviamente, da una parte. Sono molto più compromessi perché l'età media è molto più avanzata e soprattutto sono soli. Si stima che nella provincia di Treviso gli anziani sono 80.000 persone, anziani soli. A fronte di questa situazione l'offerta di posti è del tutto insufficiente. Nella provincia di Treviso noi abbiamo 5.600 posti letto per la non autosufficienza. Sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Certo, noi dobbiamo qualificare e lo stiamo facendo, però abbiamo bisogno davvero di più servizi e strutture a favore della popolazione anziana, abbiamo bisogno di impegnative perché, come dire, non si tratta di avere solo posti letto, si tratta di avere anche un contributo regionale che permette alla famiglia di affrontare queste spese. E si tratta infine di avere i lavoratori, perché anche questo, diciamo, è un grande dramma. Servono dalla Regione almeno 100 milioni di euro in più da destinare al settore dell'assistenza agli anziani, ha denunciato qualche giorno fa il presidente dell'Unione delle RSA del Veneto, Roberto Volpe, su un budget regionale di oltre 500 milioni. Questo sta a significare non che si chiede tanto, ma che se non si fa questo sarà davvero il baratro, perché come dire, chi pagherà? Chi pagherà, diciamo, questa situazione che sta diventando ingovernabile?
Cambiamo argomento con l'ultima frontiera virtuale della fede. Ai parroci trevigiani le confessioni, soprattutto dei giovani, arrivano via mail. Cosa sta succedendo? Che la gente non si confessa più il confessionale ma usa internet? Allora, una volta il confessionale era un luogo anche di sfogo dei sentimenti, delle emozioni, delle difficoltà che le persone avevano. Oggi io noto, soprattutto nei giovani, ne ricevo almeno 4-5 alla settimana, di giovani che esprimono i loro problemi, le loro difficoltà, anche i loro fallimenti attraverso internet. Io le chiamo le confessioni moderne dei giovani. È l'ultima frontiera del surrogato sociale che è il mondo del web. Basta recarsi in chiesa. I peccati si raccontano in una mail per la quale si attende risposta con relativa soluzione. Ennesimo segnale di una solitudine che trova soluzione nel mondo virtuale e che per questo riflette anche il bisogno di fede e di perdono. Utilizzare internet perché come il confessionale non vedi chi hai dall'altra parte. No, oggi è un mezzo, non sai a chi mandi i tuoi email. Però oggi è un mezzo abbastanza facile, comune in un giovane per esprimere se stesso. Quante ne riceve più o meno alla settimana di queste sorte di confessioni? 4-5 alla settimana e forse delle settimane anche di più. Impensabile, vista la deriva generale, combattere o affrontare con indifferenza questa sorta di fede virtuale, ma piuttosto, sottolinea Don Adelino Bortoluzzi, guidare queste sempre più evidenti e diffuse solitudini giovanili. L'internet è un mezzo con cui tu puoi incominciare a raccontarti, ma il vero racconto di te deve trasformarsi in un racconto che tu fai al tu di Dio nell'incontro con Gesù. Quindi insomma diciamo che il primo passo è internet e poi comunque bisogna tornare alla Chiesa. Assolutamente sì. Il vero incontro con Gesù che perdona te lo dà il sacramento della confessione. Quindi accogliere queste lettere riservate, in qualche caso anche via PEC, per poi condurre soprattutto i giovani ad una confessione non virtuale ma reale, in un confessionale vero nel quale entri fisicamente e spiritualmente. Perché hanno un bisogno estremo di relazioni e hanno bisogno di confidarsi a persone solide, sicure. E quando un po' alla volta, dopo aver fatto questo, arriveranno anche in chiesa. E per chi pensa che il futuro sarà comunque virtuale, Don Adelino sentenzia. Arriveremo quindi anche a un confessionale con intelligenza artificiale, con risposte ai propri problemi, diciamo, di fede? No, assolutamente, perché il perdono tu hai bisogno di sentire proprio nel tuo corpo che quell'incontro con il sacerdote celebra per te il dono dello Spirito che ti perdona. Torniamo a Cison di Valmarino, oggi dove gli alpini hanno festeggiato con il 52esimo raduno nel Bosco delle Pennemozze. Chi conosce la mia indole lo capirà, ho detto parto dal politicamente scorretto. E sapete che cosa è oggi considerato politicamente scorretto? Parlare di patria. Diretto come nel suo stile, Monsignor Bruno Fasani, sacerdote, giornalista professionista ed ex direttore dell'Alpino, si è espresso così oggi a Cison, nel suo discorso sul legame tra il Bosco delle Pennemozze e gli alpini. Patria come quella ricordata con l'Inno d'Italia, in apertura del 52esimo raduno, alla presenza di oltre 500 persone, tra alpini, familiari e tanti sindaci in rappresentanza delle rispettive comunità. Patria che è risuonata soprattutto nelle note del Piave, con la deposizione della corona d'alloro ai caduti. Attenti! Onori ai caduti! Dio, patria e famiglia, concetti che per Monsignor Fasani devono tornare ad essere dei punti di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni. La patria non è un pensiero, la patria è una storia che mi identifica ed è verticale, che parte dai morti, va nel presente e finirà nel futuro. E patria come base di partenza per la gestione anche dell'immigrazione. È il sopravvivere del concetto di una patria alla quale apparteniamo. Quando la gente un po' stufa reclama un po' di ordine nelle nostre piazze, non è perché siamo dei fascistelli che ce l'hanno con gli stranieri, è la percezione che si sta rovinando qualcosa
E allora dobbiamo stare attenti sia all'intolleranza, perché non dobbiamo mai dimenticarci della nostra umanità, ma io ho paura, una paura altrettanto forte del buonismo, che è l'altra faccia della medaglia. L'intollerante dice no a tutto, il buonista dice sì a tutto, ma l'amore per il prossimo non si risolve mandando la gente sotto i ponti o per le strade a criminalizzare. Anche numerosi trevigiani in vacanza in questa settimana che oggi si conclude sulle Dolomiti hanno aderito all'iniziativa dell'ULSS 1 della misurazione della pressione arteriosa nei rifugi di alta quota, iniziativa appunto alla quale stanno aderendo in tanti. Sentiamo. È un'iniziativa che nasce dall'evidenza che alcune persone, quando si recano ad alta quota, soprattutto sopra i 2000 metri, tendono ad avere degli sbalzi pressori abbastanza significativi. Rifugio Aquileia, Lagazzuoi sono solo alcuni dei rifugi dove l'equipe del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 1 ha monitorato la pressione agli escursionisti per contribuire ad un importante studio della Società Italiana di Medicina di Montagna, CAI e Università Bicocca di Milano. Che le alte quote incidano sulla pressione arteriosa è noto, tanto che fino a 15-20 anni fa veniva raccomandato agli over 65 di non superare i 1000-1500 metri, indicazione che per le persone in buona salute ora sia un po' alleggerita, anche se rimangono comunque delle indicazioni. Io credo che le indicazioni principali, che derivano anche dal buonsenso più che dalla scienza medica da sola, sono di acclimatarsi, quindi di vivere ad alta quota affrontando quote significative non dalla sera alla mattina. Pian piano avvicinarsi, passare qualche giorno sui 1000-1500 dove si risiede, affrontare le prime 2 o 3 escursioni di acclimatamento con il passo un po' più lento per poi arrivare magari a un'escursione un po' più significativa. Diverso il caso se si soffre di particolari patologie. Una cardiopatia ipertensiva importante o altre patologie significative, prima di affrontare quote significative oltre i 1500-2000 è opportuno che faccia 2 parole col medico curante o nella prima occasione con lo specialista di riferimento. Ed ora la 41esima edizione della corsa in salita che si è svolta oggi tra Fregona e la Piana del Cansiglio. Tantissimi gli appassionati richiamati dalle vetture d'epoca ma anche da tanti veri e propri bolidi. Vediamo. Immagini di un grande ritorno, quello della corsa in salita Vittorio Veneto Cansiglio, è arrivata alla 41esima edizione. In realtà questa competizione ha quasi 100 anni, infatti la prima edizione è datata 1924. Grande attenzione per i diversi modelli e per l'abilità dei piloti nell'affrontare rampe e curve, per una competizione voluta fortemente dalla sezione trevigiana dell'Automobile Club Italiano. Pubblico, diciamo, inaspettato, essendo la 41esima edizione dopo 11 anni, e quindi un pubblico veramente incredibile che ha saputo rispettare le regole, per cui qui la sicurezza deve essere la parola d'ordine, e divertirsi. Io ho fatto anche tra la prima e la seconda gara, ho visto tutto il pubblico, ho avuto modo di vedere quanto ce ne fosse. Non è stata assolutamente una organizzazione facile. Del resto si è trattato di chiudere al traffico una delle strade storiche per arrivare in Cansiglio, ma la passione ha compensato qualche piccolo disagio. È una grande soddisfazione sia per lo svolgimento della gara, che ha visto partecipare tanti bei campioni, sia per l'affluenza di pubblico. Ci aspettavamo tanta gente, ma non in questo numero. Peraltro tutta gente che si è comportata in maniera egregia, ordinata, non ha sporcato, anzi è stato un valore aggiunto per il nostro paese, perché in questi 2 giorni ha contribuito ai nostri locali, a tutti i nostri ospitality che ci sono stati sul territorio. Quindi non solo competizione, ma occasione per un turismo sportivo di grande interesse, soprattutto di ampio raggio. Infatti sono giunti da tutta Italia e anche dall'estero per vedere macchine e piloti in azione.
Un ritorno quindi che è già premessa per il futuro. Il prossimo anno ricorre il centenario, perché voglio ricordare che la prima Vittorio Vereno Canziglio è stata corsa il 21 settembre del 1924, quindi l'anno prossimo è il 2024 e vediamo di onorare questo centenario. Alternare a consigli d'amministrazione per mutui, prestiti e bilanci al suono dell'organo in chiesa è la vita e la passione di Antonio Zamberlan, fino a qualche mese fa presidente della Banca Monsile e organista nei funerali della sua parrocchia. Suono a tutte le funzioni religiose e soprattutto quelle funerarie, dove c'è un po' di difficoltà a trovare organisti che sono disponibili durante la giornata o nel pomeriggio, perché c'è gente che lavora. Alternare i consigli di amministrazione per deliberare mutui, prestiti e fidi alla musica, per l'ultimo saluto ai compaesani. Questa è la storia di Antonio Zamberlan, classe 1953, fino a qualche mese fa presidente e ora consigliere di amministrazione della banca di credito cooperativo pordenonese Monsile. Per lui quasi una cura dell'anima, muovere questi tasti e queste pedaliere dopo ore di bilanci, numeri, pacchetti economici che decidono di fatto il futuro di tante persone. È più difficile suonare l'organo o dirigere la banca? Dirigere una banca è decisamente tutta un'altra cosa, però io devo dire che anche suonare non è proprio una cosa semplicissima. E c'è da credergli, guardando la concentrazione che mette sulle dita ma anche sulle gambe che saltellano sulla pedaliera. Da 50 anni sono qua in chiesa, ho cominciato con la chitarra quando Mistro Rigo si arrabbiava da Treviso e diceva che c'era uno a Lancenico che suonava la chitarra, lui che era un cultore della musica sacra. Col passare degli anni la conversione all'organo e alla musica sacra. Suonare in chiesa, che emozione dà? Straordinaria, soprattutto per uno come me, come la mia famiglia, che hanno da sempre avuto questa attenzione alla vita di fede. Come si fa ad avere una vita di fede e a maneggiare il denaro, il famoso vil denaro? Questo è un aspetto molto interessante. Io credo che bisogna fare molti ripensamenti, lo dico anche all'interno della banca dove oggi sono consigliere, dobbiamo andare incontro alle famiglie, dobbiamo cercare di fare di tutto perché la gente possa trovare l'onestà, e c'è anche all'interno delle banche. Bisogna avere però più attenzione, bisogna fare qualche sforzo in più. Del resto, ricorda Zamberlan, i crediti cooperativi sono nati all'ombra dei campanili, tra il suono delle campane e appunto quello degli organi. Così quando scade l'ora e sta per iniziare il funerale, lasciamo al banchiere la scelta dell'ultimo brano per la sua anima di organista. Eccomi, eccomi è una delle canzoni più belle di Frisina secondo me. E lo proviamo ad ascoltarlo insieme alle campane. Sì. Ok. Ed era il consueto appuntamento domenicale con i servizi storici di Antenna 3. Questa sera torniamo a fine agosto del 1987, quando al ritorno dalle vacanze Italia Nostra protestava con l'allora assessore Ciro Perusini ed il sindaco, l'allora sindaco di Treviso, Alessandro Reggiani. Dalle immagini si potrebbe pensare che siamo in un orto botanico oppure addirittura in una foresta. In realtà ci troviamo a Porta Santi 40, ma delle mura le tracce sono poche. Le immagini ci mostrano la vegetazione che è cresciuta tra lo strato esterno e quello interno. Basterebbe un intervento di pulizia per risistemare la zona, che intanto si presenta così. Cresce perfino la frutta, la menta, le erbe medicamentose. E le mura?
Abbiamo visto fichi, abbiamo visto peschi, abbiamo visto malva, camomilla, eccetera, eccetera. Ma dove sono le mura? Ecco, è appunto un orto conservativo di tutto tranne delle mura, perché sta letteralmente demolendo le mura. L'ailanto, i fichi e via dicendo sono inseriti sulle mura e quindi le stanno sgretolando giorno dopo giorno con la solita tranquillità, con la solita lentezza, inesorabilmente aspettando che si intervenga per una cosa che non deve essere necessariamente un intervento drastico e onnicomprensivo, ma che sarebbe semplicemente sufficiente che si facesse un po' di pulizia anche per rendere diciamo civilmente accettabile una passeggiata come quella delle mura, che è certamente una delle più belle di Treviso. L'opera di sensibilizzazione mira soprattutto a interessare l'amministrazione comunale, ma intanto già qualcosa potrebbero fare le associazioni ambientaliste, come una giornata dedicata alle pulizie delle mura, coinvolgendo i volonterosi che amano l'ambiente. In realtà che queste siano le mura oggi non si vede molto. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni per le prossime ore. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. La tanto attesa rinfrescata è arrivata. Lunedì 28 agosto un intenso fronte temporalesco attraversa il nostro territorio. Condizioni instabili e clima più fresco. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto tempo decisamente variabile con piogge diffuse. A causa dei contrasti termici elevati potranno verificarsi temporali di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento. Temperature infatti in sensibile calo, minime tra 15 e 20 gradi, massime non oltre i 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso maltempo, con rovesci e temporali ovunque, potranno essere abbondanti e intensi, dunque prestare la massima attenzione. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno rovesci diffusi, temporali localmente anche intensi e brusco calo delle temperature, minime infatti comprese tra 15 e 17 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.